L'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 e l'elenco annuale dei lavori è uno degli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale di Favara, convocata dalla Presidente Miriam Mignemi per martedì 23 gennaio alle ore 18:30. La seduta, convocata in sessione ordinaria, si terrà a porte aperte ed è prevista anche la diretta streaming sui canali social del Comune di Favara. All'ordine del giorno anche un importante punto in materia finanziaria, l'approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio finanziario 2019, come previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 118 del 2011. I consiglieri comunali sono chiamati anche, ed in questo caso non è la prima volta in quanto l'argomento era già stato inserito all'ordine del giorno di precedenti consigli comunali, ma senza esito positivo, alla presa d'atto del decreto del direttore generale dell'assessorato regionale del territorio e ambiente, il numero 4 del 2019, relativo all'annullamento dell'approvazione del piano regolatore generale del Comune di Favara. Di conseguenza si avrà il definitivo consolidamento del piano regolatore generale che fu adottato con delibera del commissario ad acta nel 2015. Dal punto di vista politico-amministrativo sarà importante vedere come si muoverà l'opposizione o comunque una parte di questa. Come si ricorderà, infatti, diversi consiglieri comunali hanno adottato una linea dura contro il sindaco Antonio Palumbo e la sua amministrazione comunale, che li vede abbandonare l'Aula e non partecipare alla trattazione dei punti all'ordine del giorno per i noti contrasti che hanno portato a chiedere la revoca della delega all'assessore ai lavori pubblici. Atteggiamento che ha causato più volte la caduta della seduta per mancanza di numero legale, con possibilità di trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno solo nella seduta di aggiornamento alle 24 ore dalla convocazione principale, quando è sufficiente per essere valida la presenza di 10 consiglieri comunali sui 24 eletti.